Il cielo è azzurro, ma la giornata è nera. Nera per il traffico, nera per i lutti della strada. La A4 porta ancora i segni del drammatico incidente di ieri sera. La raccolta dei detriti ha occupato gli uomini della Serenissima anche stamattina. All'ora di pranzo, all'altezza di Arino, c'erano ancora 5 km di coda in direzione Venezia, con la corsia di destra ancora chiusa per permettere la conclusione dei rilievi. Il tutto controllato in tempo reale dalla centrale operativa della Polizia Stradale. La società autostradale sta terminando i lavori di ripristino della sede stradale interessata dall'incidente di ieri e ci sono dei rallentamenti nel punto di restringimento della strada. Il maxi tamponamento di ieri ha costretto gli uomini della polizia stradale, dei vigili del fuoco e del SUEM a lavorare fino a mezzanotte e mezza, quando poi è stata riaperta l'autostrada in direzione Venezia, con code che ormai raggiungevano i 15 km. Un vero disastro. Le foto pubblicate dal Corriere del Veneto raccontano la violenza dello scontro. A perdere la vita un camionista, Nicola Faggian, 37 anni, di Mestre, con la passione per la batteria. In questo video lo vediamo mentre suona col suo gruppo. L'incidente è avvenuto all'altezza di Arino, nel Veneziano, tra 3 camion, un'auto e un'autocisterna che trasportava liquido refrigerante altamente infiammabile che si è rovesciato sull'asfalto. Liquido infiammabile con anche rischio di elevato incidenza di infiammabilità, ma fortunatamente questi problemi non ci sono stati, però questo chiaramente ha imposto delle particolari cautele agli operatori, vigili del fuoco e a tutti i presenti. Le lunghe file sono arrivate fino a Padova Ovest, dove un'altra auto con alla guida Giuseppe Locastro, 38 anni, di Catania, si è sfracellata contro un camion in coda. Per l'uomo non c'è stato niente da fare. Oggi ancora traffico intenso in direzione del mare. In questo giugno, dal tempo instabile, la giornata di sole è stata colta al volo da migliaia di veneti che hanno preso l'auto e hanno raggiunto la costa. In questi casi la notevole presenza di mezzi su strada determina la necessità di mantenere un'attenzione quanto mai elevata.